Chiara Cristini è presidente del comitato tecnico della Carta di Pordenone. Oggi siamo qui con la prima iniziativa legata alla Carta proprio e ne parliamo con la Presidente. Come si svolgerà questa giornata? Questa giornata ha l'obiettivo proprio informativo di sensibilizzazione su un tema che va dagli stereotipi, da un disequilibrio di genere che c'è nella società e nella rappresentazione proprio dei media. Quindi sarà un momento di riflessione importante e concreto per cercare di capire come intervenire, come avere un ruolo importante per cambiare alcuni elementi critici che ci sono nella società e quindi vengono anche rappresentati. Ma anche nel corso del prossimo anno si cercherà di realizzare una serie di attività proprio di sensibilizzazione, attenzione e ricerca di un percorso da fare coinvolgendo anche tutta la cittadinanza, oserei dire.